Martedì 10 giugno, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata da Marco Carli. Fra poco subito sentiremo Marco con i quotidiani regionali, ma intanto cominciamo con le notizie. Servono militari contro criminali. Il sindaco trentino che ha incontrato il premier Meloni ad invocare l'intervento dell'esercito. Presentato anche il dossier Catania, le proposte verranno esaminate dal governo nazionale. Facciamo il punto in questo servizio. Servono militari contro i criminali. Il sindaco di Catania Trentino esce allo scoperto e chiede aiuto al governo nazionale, cogliendo l'occasione per consegnare di prima persona al premier Meloni il cosiddetto dossier Catania. Tra le principali questioni affrontate la sicurezza dei cittadini, le infrastrutture ferroviarie e la gestione dell'ambiente e dei rifiuti. Il primo cittadino ha sottolineato la necessità di rafforzare la presenza dell'esercito nei punti nevralgici della città, proponendo una riedizione migliorata delle operazioni Strade Sicure e Vespri Siciliani. In tal senso ha richiesto al capo del governo l'invio di un numero consistente di unità militari da dislocare nelle aree più a rischio, con l'obiettivo di dissuadere comportamenti illeciti e al contempo rassicurare la popolazione sempre più esposta a fenomeni di microcriminalità. Episodi sfociati con la morte del giovane pasticcere ad Ognina per mano di un posteggiatore abusivo senza permesso di soggiorno e della piaga dei posteggiatori abusivi nel centro storico, come abbiamo più volte documentato nei nostri servizi. Si è parlato anche del completamento del cosiddetto nodo Catania. RFI, spiega l'amministrazione, ha presentato un progetto per l'interramento della stazione centrale della rete ferroviaria che, una volta realizzato, permetterebbe una storica ricucitura urbana con rilevanti interventi di rigenerazione del tessuto cittadino. Tra le priorità è stata segnalata anche l'emergenza rifiuti, con un peso economico ormai insostenibile che grava sul comune per il conferimento in discarica dei rifiuti abbandonati. Trentino ha quindi proposto misure normative che incentivano comportamenti civili, tra cui la possibilità per i comuni di disporre il fermo amministrativo dei veicoli utilizzati per abbandonare la spazzatura, la sospensione per 6 mesi del reddito di inclusione per chi, già diffidato, venga nuovamente colto a compiere la medesima infrazione. E allora, un incontro piuttosto impegnativo per il sindaco di Catania. Vengo da te Marco, una proposta seria, concreta e anche forte per certi aspetti, quello di riavere di nuovo, come abbiamo sentito nel servizio, l'esercito a tutela proprio della sicurezza. E questa cosa dell'esercito poi la ritroveremo anche nella rassegna stampa nazionale, anzi internazionale, per altre questioni che poi andremo a toccare, ma come dicevi giustamente tu, è chiaro, è un tema importante, quello della sicurezza, e dunque un tema forte, quello di richiedere l'esercito. Andiamo sulla prima pagina del tomo di Catania della Sicilia per vedere il titolo. Ci sta anche il titolo sotto questo punto di vista: Trentino in missione da Meloni, richiama sicuramente quello che è il punto del momento, l'esercito nelle aree a rischio. Il dossier Catania con proposte su sicurezza, infrastrutture ferroviarie, ambiente e rifiuti. Il sindaco che ha detto anche: la Premier molto disponibile a conferma dell'attenzione per la nostra città. C'è anche una nota di colore che riprendiamo, così è stata questa nota del sindaco che dopo aver incontrato il primo ministro ha detto, arrivando all'aeroporto, ha postato sui social un reel che ritrae un giovane musicista all'aeroporto di Fiumicino. Una delle più belle invenzioni, dice, sono i pianoforti negli aeroporti, specie quando vedi esibirsi un ventenne attorno, i volti si distendono. Quello che forse spera di vedere nel tempo Trentino a Catania, dei volti più distesi. Bene, adesso invece ci occupiamo dei referendum. Nullo perché non è stato raggiunto il quorum, ne parleremo poi in mattinata nel corso della nostra trasmissione. L'affluenza media poco sopra il 30% in Italia, in Sicilia in particolare non ha raggiunto neanche il 24%. Restano lettera morte 5 quesiti proposti. Nessuna sorpresa dalle urne referendarie al termine di un giorno e mezzo di votazioni ieri e oggi. Nessuno dei 5 quesiti referendari su cittadinanza e soprattutto sul mondo del lavoro raggiunge il quorum. Di fatto si è trattato di una consultazione costata agli italiani 400 milioni di euro e conclusasi con un nulla di fatto. Se in Italia si è raggiunta comunque un'affluenza del 30,5% a fronte del 50% più uno necessario per la validità, in Sicilia è andata persino peggio. Nell'isola l'affluenza si è fermata al 20%,
23,1%, ben al di sotto della media paese. La provincia in cui si è votato di più a sorpresa è stata quella di Enna con il 25,5%, seguita da Palermo e Catania con il 24,8% e il 24%. In fondo alla classifica siciliana invece c'è Agrigento con il 19,6%. Numeri a parte, adesso lo scontro torna sul piano politico. Dalla Sicilia partono le bordate di Lega e Fratelli d'Italia alla CGIL. Per Carolina Varchi, segretario di presidenza della Camera dei Deputati, si tratta di un'altra sconfitta da incorniciare per la sinistra a trazione CGIL. Per il commissario della Lega in Sicilia, Nino Germanà, Landini deve fare i conti con la realtà e tornare a parlare veramente con i cittadini. Ammette la sconfitta il segretario generale della CGIL in Sicilia, Alfio Mannino, che punta però sul risultato di aver riportato il tema del lavoro al centro del dibattito italiano nelle ultime settimane. Allora, vediamo come i quotidiani regionali trattano questo tema dei referendum, diciamo in questo modo, non andati in porto. Torneremo già anche sull'argomento, anche in questo caso con le pagine nazionali, perché ovviamente ci sono i riflessi per quanto riguarda la politica nazionale, ma a livello locale ci soffermiamo sui dati registrati dalla Sicilia, che abbiamo sentito anche in parte nel servizio di Manlio Viola. Falliscono i 5 referendum, l'affluenza si ferma al 30%, questo leggiamo sulla Sicilia, i numeri il governo ne esce rafforzato e poi Schlein e Conte che rivendicano 14 milioni di voti. La situazione in Sicilia la vediamo da questa tabella che troviamo proprio sul quotidiano catanese. La Sicilia, il complesso è 23,11%, ma guardate anche le province. La provincia in cui c'è stata una percentuale maggiore è quella di Enna, ma arriviamo a malapena sopra il 25%. E poi ci sono province che scendono addirittura sotto il 20%, come ad esempio Caltanissetta che è attorno al 19%, poco sopra il 19%, stesso discorso anche per Agrigento. Se andiamo a vedere invece su Repubblica a Palermo, c'è un tema più politico, perché tanto si è discusso nella nostra isola di questi referendum, soprattutto della parte riferita ai precari, per cui nell'isola dei precari vota meno di 1 su 4 il flop del referendum, dato al di sotto della media nazionale, fa peggio solo il Trentino. Pensate, il centrodestra esulta, queste sono tutte le note politiche, ma vi faccio vedere qualche numero: il 23% dell'affluenza su 900.000 elettori, questa è la situazione per quanto riguarda l'affluenza in Sicilia. Il 90% ha detto di sì ai quesiti legati al lavoro, il 65% invece ha detto di sì al quesito sulla cittadinanza. Anche su questo ci concentreremo nelle pagine nazionali. Grazie Marco. Adesso un aggiornamento dalle agenzie. Saranno effettuate giovedì mattina all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo le autopsie sui corpi di Francesco Campagna e Mary Bonanno, la coppia morta all'interno della propria abitazione in via 4 Aprile a Castelvetrano. Campagna, infermiera all'ospedale Villa Sofia di Palermo, ha dapprima ucciso la moglie, insegnante, assistente alla comunicazione, e poi si è suicidato lanciandosi dalla terrazza di casa al terzo piano all'interno di un cortile. A disporre l'autopsia è stata la Procura della Repubblica di Marsala, che sta indagando sull'omicidio suicidio. Adesso andiamo invece a Messina. Il Tribunale ha condannato a 13 anni di reclusione un giovane insegnante di danza accusato di violenza sessuale su 3 minori. 13 anni di reclusione è la condanna in primo grado del Tribunale di Messina nei confronti di un giovane istruttore di danza della provincia accusato di violenza sessuale su 3 minorenni, una delle quali una sua familiare. A fare scattare le manette a febbraio dello scorso anno la denuncia dei genitori delle ragazzine. Le adolescenti all'epoca dei fatti, sotto i 12 anni, avevano raccontato di essere state palpeggiate dall'insegnante che spesso le baciava e le accarezzava insistentemente nelle parti intime. Le molestie avvenivano durante le lezioni in palestra, ma anche in altri luoghi. Una di loro, di 11 anni, veniva infatti affidata all'istruttore ogni mattina dalla madre, che non poteva occuparsene per motivi di lavoro. Nel telefonino gli inquirenti hanno trovato alcune chat con minacce nei confronti delle vittime, alle quali imponeva di non raccontare nulla. Il giovane è accusato anche di aver picchiato e insultato un allievo della scuola di danza, minacciandolo di tagliargli la gola. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto a maggio aveva chiesto per l'imputato la condanna a 12 anni e 10 mesi per violenza sessuale. I difensori hanno annunciato che presenteranno ricorso in appello.
E vengo a te di nuovo, Marco, per questa notizia. Andiamo sulla Gazzetta del Sud perché troviamo subito il pezzo e il titolo con queste parole: abusi sessuali su 3 bambine a Lipari, inflitti 13 anni a un maestro di danza. Tra le minori c'era anche una parente. Tra il 2019 e il 2022 avrebbe appunto approfittato, come abbiamo sentito nel servizio di Emanuela Corsi, sia delle ore di lezione sia della fiducia accordata dai genitori delle giovanissime che non avevano nemmeno compiuto i 14 anni. C'è un riferimento anche sul risarcimento, decisi risarcimento alle parti civili e poi alcune provvisionali da 25.000 euro a testa per i familiari delle piccole. Torniamo a occuparci di Catania adesso, indiscusso valore culturale. Con questa motivazione il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha fermato i lavori al porticciolo di Ognina. Ribaltata la valutazione del TAR, c'è chiaramente la soddisfazione di Lega Ambiente. Indiscusso valore culturale di un borgo marinaro le cui origini risalgono al VII secolo a.C. Con questa motivazione ed accogliendo il ricorso di Lega Ambiente, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha sospeso i lavori di ampliamento del porticciolo di Ognina, riformando così la valutazione del TAR Etneo del 17 aprile scorso. Per il CGA il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza di Catania appare privo di adeguata motivazione e per taluni profili addirittura contraddittorio. Negli ultimi anni il porticciolo è stato al centro di una disputa tra la società Tortuga, che ne ha ottenuto la concessione, e i residenti che si oppongono alla privatizzazione. Per i giudici amministrativi le prescrizioni della soprintendenza, si legge, non si palesano idonee a perseguire l'obiettivo della salvaguardia del valore paesaggistico. Per questi motivi il Consiglio di Giustizia Amministrativa accoglie l'istanza cautelare e sospende l'esecutività della sentenza impugnata. Soddisfatta Lega Ambiente, rappresentata dall'avvocato Elio Guarnaccia. È una questione che ha fatto tanto discutere, che probabilmente continuerà a fare ancora discutere, quella del porticciolo di Ognina. Vediamo anche alle tue spalle una foto di manifestanti, no? Andiamo subito proprio su questa foto legata a ciò che è successo nella giornata di ieri, alle decisioni del CGA, l'ampliamento del porticciolo. Arriva l'ordinanza del CGA con lo stop ai lavori privati, un ampliamento di 2.000 metri quadrati, di cui quasi 500 per una nuova banchina, lavori che per il momento devono rimanere fermi. Questa è la decisione che poi ritroviamo ovviamente anche nelle pagine interne della Sicilia, con il CGA che blocca l'ampliamento. L'ordinanza, secondo i giudici amministrativi, il parere della soprintendenza è illogico. Accolti i ricorsi del Circolo Ionica e di Lega Ambiente, ma la decisione sulla concessione in sé deve ancora essere presa. Andiamo adesso a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani regionali, perché c'è il tema ovviamente dei referendum, c'è la situazione politica, c'è ormai il tema del ponte che tiene comunque costantemente banco. Allora andiamo subito sulla Sicilia per vedere quelli che sono i titoli del quotidiano di Catania. Seppelliti i referendum, l'affluenza si è fermata al 30%, restano lettera morta i 5 quesiti, gli italiani hanno preferito disertare le urne, si votava, lo ricordiamo, anche nella giornata di ieri. E poi ci sono ovviamente le reazioni, quelle della maggioranza e dell'opposizione. C'è tanta cronaca anche internazionale, Los Angeles, ci torneremo, la situazione in Israele e a Gaza con la Freedom Flotilla che è stata fermata con Greta Thunberg a bordo, e poi c'è la foto con l'addio triste di Spalletti che chiude con una vittoria, ma una vittoria dell'Italia che certamente non fa esultare più di tanti tifosi, solo 2-0 con la Moldova. Andiamo a vedere sulla Gazzetta del Sud per trovare ancora la notizia legata al ponte sullo Stretto, infrastruttura che, lo sappiamo, fa discutere da anni, per non dire da decenni. Siamo arrivati al momento clou. Salvini ha spesso detto che entro l'estate, magari entro la fine dell'estate, dovrebbero partire i lavori, ma sulla situazione del ponte c'è l'ANAC che incalza il governo. Questo leggiamo appunto su Gazzetta del Sud. Non violate i vincoli europei, è l'audizione del Presidente alle commissioni riunite di Camera e Senato, ma anche il progetto esecutivo, nessuna certezza sui costi. Di questo si parla anche nelle pagine interne della Sicilia, e troviamo
questo tema, rispettare i vincoli dell'Unione Europea, anche se Ciucci replica nessuno sforamento del tetto. Insomma, discussioni che abbiamo sentito e risentito durante questi anni e che ritornano anche in questo momento clou. Ma c'è chi dice, e sono i rappresentanti di un'associazione messinese, lo troviamo sempre su Gazzetta del Sud, che i benefici che porterà il ponte sono di gran lunga superiori ai disagi. I rappresentanti dell'associazione messinese Rete Civica per le Infrastrutture del Mezzogiorno, sentiti ieri in audizione davanti alle commissioni bicamerali, hanno dato un responso positivo rispetto all'opera. Andiamo ancora sulle prime pagine. Sul Giornale di Sicilia, tema in questo caso legato alla sanità, altro tema fondante soprattutto dopo il periodo nero della sanità siciliana nel 2024, ma anche all'inizio di questo 2025. E allora il titolo del Giornale di Sicilia è questo: ritorna l'incubo sanità, liste d'attesa lunghissime, è la stessa situazione che avevamo visto proprio in prossimità dell'estate nel 2024. L'assessore alla salute Faraoni convoca per domani tutti i manager di ASP e ospedali, tra esami e operazioni sono 200.000 le prestazioni pendenti e il Movimento 5 Stelle in questo caso va all'attacco. Su Repubblica Palermo vi dicevo che c'è la situazione anche politica che tiene banco, ovviamente per quanto riguarda i referendum che hanno un risvolto certamente politico, ed è il titolo che avevamo letto in precedenza: l'isola del precariato senza fine, boccia e referendum sul lavoro, ma c'è anche la parte politica in questo titolo sotto la testata, con Fratelli d'Italia che gela Schifani, ricandidato per tornare ad essere governatore, vediamo. E poi c'è anche in questo caso il richiamo in prima sulla visita del sindaco di Catania al primo ministro. Catania violenta, serve l'esercito. Ritorniamo e restiamo sulla situazione di Schifani, perché c'è una pagina interna anche di Repubblica Palermo che possiamo farvi vedere in questo senso. La sfida di Schifani in cerca del bis, si parla tanto, lo sapete, del terzo mandato, soprattutto per quanto riguarda i governatori. Qui saremo al secondo. Fratelli d'Italia lo gela e presto il governatore a caccia di consenso dopo la bocciatura del sondaggio. Ricordiamo il sondaggio di qualche giorno fa che l'aveva visto all'ultimo posto per quanto riguarda diciamo ciò che pensano i cittadini, addirittura con il 25% rispetto ad altri governatori che arrivavano fino al 70%. Restiamo adesso sulle pagine della Sicilia per farvi vedere altri titoli, ad esempio questo: la Sicilia compra così tanto dagli USA che Trump potrebbe esentarla dai dazi, un trattamento particolare per la nostra regione che leggiamo sulla Sicilia. La bilancia commerciale, l'isola importa per 1,3 miliardi ed esporta per 995 milioni. Vi diamo anche lettura invece sulla Gazzetta del Sud ancora della situazione sanità. Abbiamo letto il titolo sul Giornale di Sicilia. In questo caso andiamo sui fondi che sono esauriti e dunque prende piede nuovamente lo scandalo delle liste d'attesa. È prosciugato il budget riservato alle strutture private per tamponare l'emergenza, ricoveri ed esami diagnostici prenotati e mai eseguiti, e come leggevamo sono pendenti oltre 200.000 prestazioni. Domani il vertice tra l'assessore regionale alla salute e i manager pubblici. Fa tanto discutere a livello nazionale quello che è successo vicino a Gaza, Israele, con la nave con gli aiuti umanitari in cui era presente anche Greta Thunberg, bloccata, fermata e adesso in porto. E qua c'è una pagina all'interno della Sicilia che troviamo per chiudere questa prima parte della nostra rassegna. Questo è il titolo: Greta
e gli ostaggi liberi. Ancora in campo la rete dei catanesi solidali con il popolo palestinese. Da Israele ancora un atto di pirateria in acque internazionali, ma dal nostro governo, dicono appunto da questo gruppo che ha sfilato ieri pomeriggio il sit-in in piazza Stesicolo, dal nostro governo solo condiscendenza. Angelo. Bene, grazie Marco. Adesso, come ogni mattina, in attesa di ritornare da te per i fatti nazionali e internazionali, andiamo a collegare la polizia stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Oggi siamo a Giardini Naxos, con noi, buongiorno, c'è l'assistente capo, coordinatore Giuseppe Arena. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Oggi per fortuna non segnaliamo particolari criticità sulla rete autostradale e sulla rete delle strade statali della Sicilia orientale. Tuttavia segnaliamo intenso traffico in uscita dall'autostrada Messina-Catania, Caselli di San Gregorio, e intenso traffico sulla tangenziale di Catania verso Siracusa e in uscita da San Gregorio verso la città. Teniamo a ricordare che lo svincolo sulla tangenziale Zia Lisa direzione Catania rimarrà chiuso nella fascia oraria che va dalle 9 alle 18 fino al giorno 13. Diciamo che per fortuna oggi non segnaliamo particolari criticità, quindi ci preme fare quei piccoli suggerimenti e ricordare a tutti gli automobilisti di ricordarsi di controllare che nella macchina ci sia il triangolo e il giubbottino rifrangente, perché magari ci si accorge che manca quando ci serve. Quindi magari se oggi andiamo a controllare se abbiamo questi dispositivi di sicurezza, magari possono essere utili quando meno ce l'aspettiamo. Da Giardini Naxos è tutto e vi auguriamo una buona giornata e sempre buon viaggio. Grazie all'assistente capo coordinatore Giuseppe Arena, come detto da Giardini Naxos per la polizia stradale, compartimento Sicilia orientale. Adesso il solito sguardo invece mattutino sulla viabilità al centro di Catania. Qui nelle immagini siamo in via Vincenzo Giuffrida, traffico particolarmente fluido, le scuole ormai hanno chiuso i battenti per quest'anno e quindi si nota subito come effettivamente ci sia decisamente meno traffico. Vediamo un po' cosa succede invece sulla circonvallazione. Qui la situazione è un po' diversa, le auto sono incolonnate, c'è il traffico dell'ora di punta, ma in questo senso stiamo vedendo le auto che viaggiano in direzione Policlinico verso la direzione Mister Bianco, un po' più in là, in alto sui vostri teleschermi a destra, al Tondo Gioielli la situazione non mostra comunque grandi situazioni di criticità. Fra poco vedremo anche una bella immagine, ve la regaleremo in apertura di collegamento, se chiaramente le condizioni ce lo consentiranno, anche uno sguardo attento sull'Etna, così andremo a vedere che cosa succede per l'appunto anche sull'Etna, avremo una visione diretta del vulcano. Per adesso però ci fermiamo, andiamo in pausa e poi riprenderemo con la rassegna stampa, quella nazionale, con i quotidiani nazionali, vedremo non solo i fatti italiani ma anche dall'estero. A dopo. Rieccoci in studio per Buongiorno Sicilia, come promesso diamo lo sguardo sull'Etna così osserviamo qual è la situazione. C'è del fumo in vetta, come sempre l'Etna ci regala le solite fumate, ma stamattina c'è una situazione abbastanza serena, attività semplice di degassazione, però questo è quello che possiamo offrirvi visto il cielo terso e non ci sono nuvole, quindi abbiamo una bella immagine del vulcano con qualche piccolo bella cartolina così mattutina. Marco, vengo da te adesso per i quotidiani, quelli nazionali. Allora, abbiamo parlato del referendum, grazie Angelo, chiaramente è il tema dominante sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, con le varie reazioni e con le varie interpretazioni
a quello che è successo ieri e anche nella giornata di domenica. Si parla però anche della situazione in America, a Los Angeles soprattutto, ma a San Francisco tante dimostrazioni pro migranti con l'arrivo anche dei Marines, ve lo dicevamo e su questo prima. ti posso dare un aggiornamento, Sì, perché le agenzie, l'agenzia ANSA in particolare, in questo momento scrive che ci sono stati 150 arresti a San Francisco. Questa è la situazione. Le proteste contro le politiche migratorie stanno mobilitando le autorità anche in altre, diciamo, città statunitensi. Ci sono 150 arresti fino a questo momento. Fra le altre cose, una troupe della CNN è stata invitata ad allontanarsi dai luoghi della protesta. Lo sai cosa ha detto Trump? Io intervengo per evitare che ci sia la guerra civile. Questo ha detto il Presidente degli Stati Uniti, che è sempre protagonista delle prime pagine, in questo caso appunto con le azioni in casa sua a Los Angeles. Ma andiamo a vedere sul Corriere della Sera appunto quelli che sono i titoli. Partiamo dalla questione referendum. Al voto solo il 30%, alle urne in 14 milioni, quorum lontanissimi, riformisti PD regalo alla Premier e la russa odio contro di me. Ballottaggi, intanto Taranto va al centro-sinistra, il centrodestra dice un governo più forte e Schlein ne riparliamo alle politiche. Il caso cittadinanza, 1 su 3 per il no, vedremo questi dati che sono certamente significativi. Anche in questo caso la foto notizia è dedicata al calcio, che fa sempre presa, lo sappiamo, ma in questo caso c'è anche l'ultima partita di Spalletti, arriverà probabilmente Ranieri che tenterà di mantenere anche il doppio incarico Roma nazionale, vedremo se sarà possibile. Si è discusso tanto Angelo della moglie, no, che non vuole perché Ranieri è in pensione e dunque vorrebbe conservare la serenità del marito. Ma bisogna vedere anche se questa incompatibilità è reale oppure no, perché sarà consulente chiaramente della dirigenza giallorossa. Questo potrebbe in qualche modo forse influenzare le sue scelte da commissario tecnico. Questo lo scopriremo, però certamente Ranieri, noi siamo affezionatissimi a Ranieri per quello che ha fatto anche a Catania, diciamo a Catania, certo, e per quello che ha fatto nella sua carriera in Premier e non solo. Ha fatto un miracolo quest'anno con la Roma praticamente, ma anche in altri e vedremo se riuscirà a farlo anche con la nazionale. Intanto vi avevamo promesso e vi facciamo vedere ancora quelli che sono i dati che troviamo sul referendum. Siamo sempre su Corriere della Sera, perché è vero che chiaramente non c'è stato il quorum, per cui nessuno dei referendum ha raggiunto la possibilità di essere valido, ma rispetto alle votazioni quello che leggiamo e che l'hanno letto i giornali è che pressappoco fra sì e no la differenza è stata costante nel quesito 1, 2, 3 e vedremo anche 4. Reintegro licenziamenti illegittimi, licenziamenti e limite indennità, tutela contratti a termine. In questi casi sì vicino al 90% e no vicino al 10%. Se andiamo nei successivi due, stessa situazione. La troviamo sul quesito 4, responsabilità infortuni sul lavoro, sì all'87,4, no al 12,6. Dove cambia? Sul quesito 5, che anche i pochi che sono andati a votare, a questo punto lo possiamo dire, hanno dato una percentuale del no più vicina al 50%, siamo solo al 34,5%, ma rispetto agli altri quesiti, quello sulla cittadinanza italiana rapida, così è stato chiamato, ha trovato meno consensi. Quindi c'è una dinamica diversa, una risposta diversa. Esattamente, esattamente. E per quanto riguarda le altre notizie che vi abbiamo dato poco fa, vi facciamo vedere questa situazione legata appunto a quello che abbiamo detto poco fa. Dopo 5 anni balzo dei no, 1 su 3 contro l'iter più rapido. I favorevoli arrivano al 65,5 e poi ovviamente ci sono città diverse, ad esempio nel centro di Milano e Torino superano addirittura l'80% per quanto riguarda i sì. L'altra notizia è quella che vi abbiamo detto di Los Angeles.
adesso anche San Francisco dalla tarda serata nostra di ieri e nella mattinata di oggi, alta tensione a Los Angeles con le truppe in città e il governatore californiano contro il presidente Newsom, che è il governatore californiano, contro il presidente che dice lo farei arrestare. Fra i due non corre buon sangue già dal periodo del Covid, quando la situazione era pressappoco la stessa. Ritorniamo alla questione referendum per andare a vedere altre prime pagine, ma soprattutto quelle che sono state le reazioni. Per cui, ad esempio, su Repubblica il referendum che fallisce, ma la sfida continua. Landini: non mi dimetto, i riformisti Dem critici, la maggioranza esulta, elettori schifati, dice la Russa. Oppure, andando su altri quotidiani, troviamo ad esempio il Messaggero, referendum flop, questo è il titolo più gettonato, niente quorum, l'affluenza calcolando le sezioni estere non arriva al 29%, lo sappiamo, i riformisti Dem, è una sconfitta profonda, dicono. Palazzo Chigi, governo rafforzato, Schlein invece alle urne più di quanti votarono Meloni. Insomma, tenta di trovare anche quelle che sono le situazioni positive. Poi ci sono i giudizi, quelli che arrivano rispetto alle scelte politiche, perché anche i referendum, lo sappiamo, si portano dietro quelle che sono le scelte della politica. E allora resta un po' in una via di mezzo il Fatto Quotidiano, che dice questo: votano in pochi, quindi vincono tutti, un po' quello che era l'atteggiamento della Prima Repubblica, no? Lì votavano un po' più di persone, però l'atteggiamento era un po' questo, tutti hanno vinto. In questo caso referendum flop, affluenza al 30,5%, secondo peggior risultato di sempre, destra e sinistra si appropriano l'una dei 35 milioni di astenuti, la destra, e la sinistra dei 15 legati ai votanti, per cui c'è una storia in cui appunto tutti hanno una parte positiva a cui attaccarsi. Questo è il punto di vista in equilibrio, se così vogliamo dire, del Fatto Quotidiano. Poi ci sono i punti di vista diversi, ad esempio il Giornale, umiliati e contenti, sinistra sconfitta al referendum, affluenza al 30%, quesiti flop, lo schiaffo a PD e CGIL fa esplodere il campo largo, che ricordiamo ha avuto invece dei buoni risultati nelle ultime amministrative di qualche giorno fa. Oppure sul Libero ancora di più, c'è proprio un'esultanza quasi calcistica, che goduria, sconfitti e contenti, un po' il tema è quello, l'affluenza del referendum è del 28, un po' più su, va bene, sotto l'obiettivo minimo stabilito da PD e Movimento 5 Stelle, mentre l'Unità va sul resto invece. Abbiamo parlato di quel quesito numero 5 sulla cittadinanza che arriva un po' più verso il no, e allora referendum giù, xenofobia su. Questo è il titolo dell'Unità, ma il governo ha meno voti dell'opposizione, un po' ciò che leggevamo appunto anche sulle parole di Schlein. 15 milioni di voti più di quelli del centrodestra nel 2022, non bastano a raggiungere il quorum, che lo sappiamo, 50% più 1. Sul Manifesto, e chiudiamo la parte legata al referendum, questo è il titolo: vuoto a perdere. Sempre un titolo che fa riflettere. Comunque, nel deserto della partecipazione falliscono i referendum sul lavoro proposti dalla CGIL e quello sulla cittadinanza appoggiati dai partiti di opposizione. L'affluenza arriva appena al 30%, la destra esulta e non vede più ostacoli alle sue politiche su migranti e precarietà. Questo è il punto di vista del manifesto, che raccoglie ovviamente consensi nella sinistra. Vi facciamo vedere invece altre due prime pagine che vanno a trattare con le fotonotizia quello che è successo invece negli Stati Uniti. Per cui, ad esempio, su Avvenire, questo è il titolo: scoppia la rivolta pro-migranti, Trump la spegne col pugno di ferro. Sentivamo prima dei tanti arresti a San Francisco, vandalismi e attacchi, il presidente invia la Guardia Nazionale, scontro con il governatore, non solo la Guardia Nazionale ma anche i Marine chiaramente lì sul posto. E poi sul resto del Carlino, il quotidiano nazionale, guardate quest'altra foto
California in rivolta. Da Los Angeles a San Francisco si allarga la protesta contro le espulsioni. Trump manda anche i Marine e evoca l'arresto del governatore. Ve l'ho detto, fra i due non c'è buon sangue. Invece la situazione a Gaza con il blocco della nave che per di più è partita da Catania con gli aiuti umanitari, con all'interno Greta Thunberg, raccoglie anche in questo caso i titoli con ad esempio Il Giornale con la foto di Greta arrestata e rispedita a casa e qualcuno che gli dice vedrai i video del 7 ottobre per fargli capire anche quello che ha fatto Hamas di male rispetto anche a Israele. Dall'altro lato, guardate qui, anche in questo caso sulla Verità, la spedizione farsa, così viene giudicata, di Greta a Gaza finisce coi cellulari gettati in mare, fra parentesi, a inquinare la nave che è bloccata in porto in Israele. Grazie Marco, torniamo da te più avanti. Adesso ci sono le previsioni meteo e poi il primo tema della giornata. Torneremo a parlare dei referendum, lo faremo con Alfio Mannino che è il segretario regionale della CGIL proprio Sicilia. A fra pochissimo. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì permangono condizioni di bel tempo sul nostro territorio grazie all'alta pressione che sarà dominante da nord a sud. E dunque in Sicilia il contesto sarà anticiclonico per una giornata assolata e stabile, con cielo sereno e terso per l'intera giornata e dunque sgombro da nuvole. Contesto climatico estivo con temperature massime diurne più elevate nelle aree interne, dove localmente infatti si arriveranno a toccare anche i 34-35 gradi. E dunque nessun cambiamento per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì. L'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Sicilia e questa garantirà un contesto stabile e asciutto con prevalenza di sole. I venti a tratti si faranno sentire sulle zone costiere ma anche nelle aree interne. I valori massimi non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Come detto, il primo tema della mattinata sarà proprio quello dei referendum, del flop, perché non si è raggiunto il quorum. E per questo adesso diamo il buongiorno al segretario regionale della CGIL, Alfio Mannino. Buongiorno Mannino. Buongiorno a voi, grazie per il gentile invito. Grazie a lei per essere con noi questa mattina. Allora, il tema... partiamo dal tema centrale, il fatto che il referendum da un po' di tempo a questa parte non risulta essere, diciamo, appetibile per gli elettori, nel senso che in più di una circostanza non si è raggiunto il quorum. Questa è la prima osservazione che le faccio. Poi le faccio anche un'altra osservazione. Su questo tema cosa mi dice lei? Ma innanzitutto il problema è che noi abbiamo una crisi della partecipazione che parla sia ai referendum ma che coinvolge anche altri passaggi elettorali. Io voglio ricordare che alle scorse europee ha votato in Sicilia il 36%, in Italia il 48%. Se c'era il quorum per quelle elezioni sarebbero state dichiarate nulle. In decine e decine di elezioni amministrative non si raggiunge più il 50%. Le nostre regionali di 3 anni fa hanno raggiunto il 48% di elettori e di elettrici, con tutto ciò che si è mosso in un'elezione regionale che tra l'altro era abbinata anche alle elezioni nazionali. Il punto è che c'è una fetta sempre più ampia di cittadini e cittadine che non credono più che la partecipazione democratica, che il voto è lo strumento per cambiare la propria condizione di vita e di lavoro. C'è una fetta sempre più ampia di rassegnati, sfiduciati, che non credono più, come dicevo prima, nella democrazia. Io credo che questo è uno degli aspetti su cui ragionare e riflettere. Poi è chiaro che in questo passaggio referendario si è scontato il fatto che una parte politica si è sottratta al confronto e al dibattito pubblico, che soprattutto i ceti popolari hanno manifestato con ancora più forza quegli elementi che dicevo prima, e quindi non c'è dubbio alcuno che c'è da riflettere davvero
sulla coesione democratica di questo nostro paese, perché quando milioni e milioni di cittadini e cittadine non partecipano più al voto e soprattutto questo lo fanno i soggetti più emarginati, ripeto, a rischio non c'è soltanto la coesione sociale, ma a rischio c'è la coesione democratica di un paese. Mannino, io le chiedo, le faccio due osservazioni. La prima, riportando le parole di Renzi, perché Renzi stamattina fa una sua osservazione, dice che il referendum è stato un errore politico, una scelta ideologica, il quorum era una missione impossibile perché in qualche modo si è fatto un referendum contro quello che aveva fatto il suo governo 10 anni fa. Questa è l'osservazione che fa Renzi. Quindi probabilmente si poteva forse pensare a diversi quesiti, nel senso che centellinare questi quesiti non sarebbe stato meglio andare al voto in fasi diverse? Cioè, mi spiego, quelli sul Jobs Act fatti in un momento e quelli relativi invece alla sicurezza, alla cittadinanza, magari in un'altra fase. Cioè, il cittadino non è che viene travolto dal pensiero di andare a votare e avere 5 schede in mano. Non è questa potrebbe essere questa anche una preoccupazione delle persone che vanno alle urne? Ma innanzitutto la CGIL ha raccolto le firme e ha promosso 4 dei quesiti referendari. Quello della cittadinanza non è stato promosso dalla CGIL e noi l'abbiamo sostenuto. Detto questo, guardi, io non voglio entrare nelle vicende, nelle valutazioni politiche che fa Renzi o che fanno altri. Noi partiamo da un dato: in questo paese in questi 10 anni il lavoro si è frantumato e si è precarizzato. Guardi, io le do un dato: in Sicilia in questo momento su 1.400.000 lavoratori e lavoratrici soltanto 330.000 hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time. Questo consegna non soltanto un quadro di grande precarietà, ma c'è un elemento che questa condizione di lavoro precario determina il fatto che ci sono bassi salari. Allora noi, partendo da questo dato, abbiamo provato a rimettere al centro il tema del lavoro, il tema della sua qualità, il tema della sua dignità. E questo a prescindere dal merito del singolo quesito referendario. C'era un'idea di paese, appunto, che voleva provare a rimettere al centro il tema del lavoro. E però mi lasci dire una cosa: naturalmente noi non giriamo attorno con le parole, per noi è una sconfitta perché noi puntavamo davvero al quorum. Però in questo passaggio referendario c'è un patrimonio che nessuno potrà mai cancellare, innanzitutto un patrimonio di partecipazione e di impegno, ma soprattutto il fatto che un'intera generazione, le giovani generazioni, sono stati davvero protagonisti. Basta vedere le file di ieri, ieri, basta vedere i primi flussi elettorali, ci dicono che i giovani di questo paese sono stati davvero protagonisti di questa battaglia. Questo è un grande impegno su cui noi non possiamo assolutamente girarci dall'altro lato. E ripeto, i giovani che sono stati e che sono e continuano ad essere le prime vittime di un mercato del lavoro che precarizza la loro esistenza, e soprattutto in Sicilia, dove purtroppo oggi i ragazzi sono costretti o a accettare una condizione di lavoro precario o quella di scappare via da questa nostra regione. Mannino, per questo io ritengo che noi pur in controtendenza abbiamo fatto una battaglia che era giusta, e al di là del merito dei singoli quesiti c'era un'idea di paese che complessivamente emergeva da questi referendum. No, le volevo fare un'osservazione su una contraddizione forte: il fatto che la Sicilia è una delle regioni dove si è votato di meno, e lei diceva prima che il precariato è impressionante nella nostra regione. Qui voglio dire, a prescindere da quella... Sì, però guardi anche qua... No, le volevo chiudere, nel senso, le volevo dire, qui non c'entra l'appartenenza politica, qui si tratta semplicemente di una condizione di ognuno di noi, di tutti noi. E allora perché? Allora bisogna cercare il motivo, a prescindere da quella che è l'idea politica di chi va a votare. Ma se in Sicilia c'è questo grandissimo precariato, allora non si capisce perché la gente non sia andata a votare. Forse non ha capito l'importanza? Mi viene così, oppure... Ma guardi, no? Ci sono diverse chiavi di lettura, però ci sono dei dati che ci debbono fare riflettere, che naturalmente parlano innanzitutto anche alla nostra organizzazione, al suo insediamento, alla sua capacità organizzativa e politica. Perché la cosa che impressiona è lo scarto enorme della partecipazione che c'è nei grandi centri urbani con le aree periferiche. Parlo a una televisione catanese, guardi, ci sono 4 chilometri che rendono distante San Giorgio da San Gregorio. A San Gregorio hanno votato il 35% delle persone
a San Giorgio hanno votato il 7% delle persone. Come vi dicevo prima, ci sono periferie e fratture sociali e territoriali enormi e purtroppo in quelle periferie non c'è un sentimento di sfiducia e di rassegnazione che bisogna contrastare. È un lavoro di lunga lena da dover fare ed è necessario fare, perché, ripeto, di fronte a quel tipo di partecipazione in quei territori c'è davvero da essere fortemente preoccupati. E come diceva lei, non c'è un tema di appartenenza politica, anche perché alla fine in Sicilia hanno votato 900.000 lavoratori e lavoratrici, cittadini e cittadine, e se immagini che il campo progressista in tutto il suo insieme alle scorse europee, nonostante hanno votato 1.600.000 persone, hanno preso 520.000 voti, e la destra 750.000 voti, significa che in questi 900.000 votanti c'è di tutto, c'è gente che comunque ha votato anche chi oggi ha responsabilità di governo, e c'è buona parte naturalmente delle forze democratiche e progressiste, però non c'è una distinzione netta, proprio perché noi non abbiamo voluto mettere in campo un referendum contro questo o quel governo, contro questo o quella parte politica. Noi abbiamo voluto mettere in campo lo strumento del referendum per provare a ridare centralità al lavoro e a costruire una cultura politica che faccia del lavoro, della sua qualità, del contrasto alle diseguaglianze un perno fondante. Poi se altri hanno voluto e continuano a dare valutazioni di natura politica è un problema di quei soggetti, ma prescinde dal merito e dalle ragioni che stavano alla base della nostra battaglia referendaria. Nino, io volevo tornare sulla mancanza del quorum, nel senso che il referendum è uno strumento di democrazia diretta che la Costituzione mette a disposizione di tutti i cittadini. Non sarebbe il caso probabilmente di spiegare e fare capire a tutti che cosa significa un referendum? Qual è la differenza tra un referendum e un'elezione politica? Perché c'è grande differenza tra un referendum e un'elezione per le politiche e per le amministrative. La differenza c'è ed è tanta. Il referendum è uno strumento di democrazia diretta che consente al cittadino, la nostra Costituzione dice questo, di abrogare una norma che è in vigore, cioè una legge, e quindi chiedere al governo, qualsiasi esso sia, di modificare quella legge. Ma guardi, diciamolo con uno slogan: per un giorno i cittadini e le cittadine sono parlamentari, con il loro voto possono cambiare leggi che ritengono sbagliate. Ma anche qui c'è un pezzo di discussione che parla molto alla qualità della nostra democrazia. Noi in queste settimane, nel fare volantinaggio, nell'andare nei mercati, quando davamo i volantini, tanta gente ci chiedeva: ma per chi dobbiamo votare? Noi spiegavamo naturalmente che non si votava per qualcuno, ma si votava per qualcosa. Il punto però è che in questo paese, da quando abbiamo iniziato a ragionare che si vota per qualcuno e non invece per qualcosa, per un'idea, per un progetto, per una cultura politica, per dei valori, è entrata in crisi la nostra democrazia. E io credo invece che a partire da questa sfida referendaria noi dobbiamo provare a far sì che al centro del dibattito pubblico, al centro dell'impegno politico, al centro delle sfide politiche e culturali va messo un progetto, va messo un'idea, e quindi dobbiamo far ritornare le persone a votare per qualcosa e non per qualcuno. Un'ultima osservazione che le faccio rispetto a quello che è il dato che viene fuori in Italia. È vero, lei dice la Sicilia è fanalino di coda, tra i fanalini di coda, però anche altre regioni, mi riferisco al Trentino Alto Adige, si è votato di meno, quindi non è soltanto un problema della regione siciliana. Ma no, assolutamente, ripeto, qui ci sono molte più fratture. Tra l'altro qui noi abbiamo anche un problema, che tanti cittadini risultano ancora iscritti nelle nostre liste elettorali perché qui hanno la residenza ma ormai sono fuori da anni, e quindi naturalmente questo ha inciso pesantemente, così come ha inciso il fatto che in altre realtà vi erano elezioni amministrative anche se di secondo turno e qui non ce n'erano, però naturalmente noi non sottovalutiamo la sconfitta o comunque la bassa affluenza che c'è nella nostra regione. Il tema, come dicevo prima, è che da questa sfida referendaria bisogna partire dalla straordinaria impegno di tanti giovani, di forze nuove, di energie nuove che sono emerse, per provargli appunto di dare loro un orizzonte politico e culturale e di impegno, perché noi abbiamo la necessità, comunque siano andati i referendum, di dare una risposta
a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che sono poveri pur lavorando, a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che sono in una condizione di precarietà, a quei lavoratori e quelle lavoratrici che sono in una condizione di sfruttamento, e quindi noi su questo abbiamo bisogno di rilanciare la nostra iniziativa. E io penso che dentro questo progetto ci sono davvero forze, energie, intelligenze disposte a mettere in campo il proprio impegno e la propria voglia di cambiare davvero questa nostra regione. Grazie ad Alfio Mannino, segretario regionale della CGIL Sicilia, una buona giornata, e adesso noi ci fermiamo ancora, fra poco altri ospiti a Buongiorno Sicilia e parleremo di medicina e non solo, fra pochissimo, restate insieme a noi. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso ho detto prima che parleremo di medicina, ma non solo di medicina, parleremo di tanto. E lo faremo con la dottoressa Francesca Rubulotta, buongiorno, che è presidente di IWIN. Sì. Buongiorno, che diremo fra poco cosa significa, cioè, lo diciamo subito, International Women in Intensive, giusto? Poi ancora, stamattina, con noi c'è la professoressa Vojislava Neskovic. Pronuncia giusta? Spero di sì. Insegna anestesia e terapia intensiva all'Università di Belgrado? Sì, vero. Bene, allora cercheremo di capire adesso piano piano di cosa stiamo parlando e perché siamo qui stamattina. Medicina di genere nei paesi in via di sviluppo, il tema di questi 2 giorni, dal 20 al 21 giugno a Catania. Ci sono due sedi per quello che poi sarà un hub di ricerca per l'innovazione, per diventare una sorta di crocevia, un incontro tra scienza ma anche arte, comunità, insomma un po' di tutto. Da cosa nasce questa esigenza? Lo dico prima alla dottoressa Francesca Rubulotta. Grazie, buongiorno, grazie per l'opportunità di essere qui. IWIN è un hub per il network riguardante problematiche di genere, ma anche di inclusività, di diversità. Nasce chiaramente nel campo della medicina, ma si è in questi 5 anni evoluta inglobando colleghe che fanno parte della impresa, dell'arte, della comunicazione, perché chiuderci chiaramente solo nell'ambito della medicina non ci consente di trasmettere le problematiche globalmente. E fortunatamente, sfortunatamente c'è una similitudine tra le difficoltà che incontra una donna nel mondo del lavoro, in medicina, nell'arte, nello spettacolo. Insomma, in tutte, diciamo, le branche, in tutte le attività ci sono queste difficoltà, queste differenze. Ecco, parliamo di differenze più che altro. Io volevo sentire su questo tema delle differenze, mi capisce, sulle differenze, no? Tra uomo e donna, sulla disparità di genere, sulla diversità, no? Di trattamento anche economico e non solo. Volevo sentire la professoressa Vojislava Neskovic. Nel suo paese è la stessa cosa? Succede la stessa cosa? Sì, è sempre la stessa cosa, ma io non posso parlare in italiano queste... Chiaramente adesso ci aiuterà, però questo già è una risposta, se lei ci dice che è la stessa cosa... Sì, è la stessa cosa a ogni paese. I don't know if I can switch in English, no? I can translate. No. E posso tradurre io se va bene. Yeah, you can. Yes. The point is that it's more and more professional environment that women becoming more visible, but it's not only about women. It's about people with different identities that really needs to be contributing and creating a healthcare system that is sustainable. La professoressa dice che è dello spirito della fondazione IWIN, che non è un problema solo relativo alle donne, ma anche relativo alle minoranze, perché per avere un ambiente di lavoro adeguato e per curare i pazienti meglio bisogna che il team sia composto da una maggiore inclusività. Sia una squadra, diciamo così. Sia una squadra che abbia tantissimi elementi, che tutti abbiano un ruolo, e quindi si è dimostrato che l'inclusività facilita l'attività lavorativa e migliora le cure che vengono date ai malati, quindi non è un problema solo di differenza tra uomo e donna, è un problema di qualità delle cure. Torno da lei, dottoressa Rubulotta, perché
l'edizione di Catania, quella siciliana di quest'anno, di I Win, ruota attorno a 5 temi che poi vengono raccolti da un acronimo, che è IDEAL, lo diciamo così, IDEAL, che sono poi le iniziali di alcune attività ben specifiche. Sì, è il nostro acronimo dove vogliamo riassumere quelle che sono la nostra visione, che riguardano appunto l'innovazione, la diversità, l'uguaglianza per i malati e per gli operatori sanitari e la leadership, perché noi abbiamo bisogno di modelli di leadership diversi. Noi abbiamo lavorato con le scuole perché i ragazzi a scuola non hanno delle figure, soprattutto le ragazze, non hanno delle figure a cui ispirarsi, e noi pensiamo che condividere l'esperienza di donne e uomini da tutte le parti del mondo possa dare all'immaginazione dei nostri colleghi più giovani l'ambizione di poter chiedere di più, fare di più, osare di più. E poi parliamo anche ovviamente di educazione e formazione, perché in IDEAL c'è advocacy, dove l'acronimo include l'importanza di formare e consentire alle persone di portarsi avanti con un pochino più di confidenza, un pochino più di supporto. Parlate soprattutto i temi che voi affrontate sono anche quelli legati ai paesi in via di sviluppo, cioè i paesi che sono un po' più, meno al passo con i tempi, fra virgolette, da questo punto di vista. L'esperienza, torno a chiamare in causa l'esperienza della professoressa Vojislava Neskovic. Se c'è una differenza, credo questo lo possa capire, tra l'Europa in generale e altri paesi, come ad esempio l'America Latina oppure l'Africa, siamo in altri continenti. It's not so easy. Even in Europe, there is a huge difference between different countries. And in some countries, there is a majority of professional healthcare workers that are women, and some others where majority are men. So they see different problem and different, let's say, recruiting of professionals within the healthcare system. I translate? Yes. C'è una enorme differenza anche in Europa, quindi non è l'Europa rispetto agli altri paesi, c'è un'enorme differenza nel reclutamento, nella costituzione del team e nella componente rappresentata da uomini e donne. Quindi è importante che ci sia questa conversazione per capire non solo in Europa verso i paesi in via di sviluppo, ma anche all'interno della stessa Europa quali sono le differenze. Quindi è un problema che attraversa trasversalmente tutto il mondo. But one problem which is even more important, and this is why this topic is very important, is that everywhere in the world there will be a lack of healthcare workers. We have problem in recruiting people to have a medical profession. I translate, this is very important. Il problema non è solo la costituzione tra uomini e donne. Il 70% degli studenti di medicina sono donne e dopo il Covid, soprattutto nelle aree critiche, abbiamo un problema serio di reclutare nuovi medici, e se noi non ci rendiamo conto che bisogna affrontare e capire queste problematiche, non troveremo più una forza sanitaria capace di affrontare la prossima pandemia, diciamo così, non la voglio emergenza, facciamo di emergenza. Ne vediamo crescere, guerre, conflitti, disastri, noi dobbiamo motivare e capire come reclutare i nuovi medici per il futuro, quindi è un problema non di genere ma un problema di società. So it's important that both men and women would like to find their way and to be professionally successful in the healthcare system and to be in medicine. So because of that, we are not the same, but we should be all equal. So that's important that we all contribute the best we can and to be recognized within the system and to do our best. È importante dare a tutti, nelle nostre diversità, la possibilità di avanzare nella carriera, perché questo è per il bene della società, perché costituiamo il 50 o il 70% della forza lavoro, quindi è importante che ciascuno nelle diversità possa realizzarsi appieno per contenere e sostenere una buona forza lavoro nel futuro, soprattutto nelle emergenze. Un'ultima osservazione riguarda il report che sarà presentato, un report che riguarda il benessere degli operatori, che
stanno lì nelle terapie intensive, nelle aree di grande criticità. Sì, iWin come fondazione ha diverse iniziative, una è appunto l'incontro che avverrà a Catania e per questo ringrazio chiaramente il Comune di Catania, l'Università di Catania che ci supporta e consente a donne da tutto il mondo e anche uomini di incontrarsi e condividere queste iniziative. Altri sono i survey, come per esempio questo qua relativo al benessere, perché bisogna comparare, è difficile comparare la condizione lavorativa di Catania con quella di Belgrado, con quella di New York, quindi creare un benchmark, ma facciamo anche webinar e quest'anno abbiamo Janet Diaz che viene in rappresentanza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per capire appunto come comunicare con l'Europa e con i paesi in via di sviluppo, perché a differenza di quello che si pensa, i paesi in via di sviluppo e soprattutto middle income country rappresentano una risorsa che noi non stiamo utilizzando al massimo. La Bank of America lo vede con gli investimenti, noi lo vogliamo vedere nel campo della ricerca, perché la ricerca nel Covid in questi paesi non è stata sufficientemente condotta, sufficientemente sviluppata e noi pensiamo che le donne ancora una volta possono rappresentare una risorsa non ben utilizzata per poter nel prossimo emergenza avere questo sviluppo. Approfitto e io voglio anche ringraziare tantissimo l'Università di Catania e la Scuola di Anestesia e Rianimazione. Io sono il direttore della scuola e tutti gli studenti del primo anno collaboreranno per consentire che questo evento e queste attività andranno avanti. Quindi un ringraziamento speciale ai ragazzi della Scuola di Anestesia che ha iniziato quest'anno a Catania e ci aiuterà. In bocca al lupo allora per Grazie. quello che farete, grazie per essere stata con noi la dottoressa Francesca Rubulotta che è la presidente di iWin. Sono anche professore associato. Professore associato e quindi diciamo non mancano i titoli accademici, professoressa anche Vojislava Neskovic, per essere con noi che insegna, lo ricordiamo, anestesia e anche terapia intensiva all'Università di Belgrado in Serbia. Ci dobbiamo fermare, siamo stati anche un pochino lunghi rispetto ai tempi previsti, grazie a voi per quello che fate, brevissima sosta, saremo con voi di nuovo fra pochissimo con altri ospiti, con altri temi. A Buongiorno Sicilia. Eccoci, siamo di nuovo insieme, Buongiorno Sicilia, un'altra finestra con le notizie che arrivano dai quotidiani. Torniamo da Marco Carli. Andiamo un po', Angelo, sull'aspetto economico che difficilmente può essere trattato, ma che trattano i giornali, soprattutto un quotidiano importante italiano come il Sole 24 Ore, perché c'è un dato di fatto significativo che riguarda un po' la situazione economica del nostro paese ed è quello relativo allo spread. In tanti ne abbiamo sentito parlare, soprattutto nei momenti di grande difficoltà delle borse mondiali, ad esempio nel 2008, è un tema che è diventato comune. Però vederla a quota 90 in questo momento. Esattamente, scende fino a quota 90. È un differenziale così ridotto nei confronti del Bund non si vedeva di fatto dal 2010. I BTP con scadenza a 2 anni offrono rendimenti più bassi di quelli francesi, per cui spread sempre più giù e ieri proprio ha toccato i 90 punti base. Restando alla situazione economica, andiamo a vedere la situazione legata ai commercialisti. Il reddito nel 2024 è cresciuto del 4%, attestandosi a 80.648 euro, più 35% in 17 anni. Il mercato demografico comincia a farsi sentire e scendono gli iscritti all'albo. Ricordiamo che Italia Oggi va proprio a riferirsi a questo particolare tessuto lavorativo. Questo per quanto riguarda allora, sull'economia ti dico qualche cosa, visto che ci sono le aperture delle borse. Ecco, Milano, siamo sul punto. Esatto. Le borse aprono in Italia uno 0,12% positivo, a Tokyo c'è la chiusura, quindi la differenza, mentre Milano apre a 0,12%, Tokyo ha chiuso con più 0,32. Poi qualche altra notizia che arriva dalle borse: in Asia non c'è una direzione, diciamo che i future sono molto contrastati in questo momento, sono le previsioni, i future, e quindi in questo momento la come situazione... dice la parola stessa. Esattamente, insomma sono molto contrastati, però questa è la fotografia. In questo momento stanno aprendo le borse in Europa, Milano apre più
0,12%. Ti faccio vedere invece, Angelo, un'altra fotografia, Sì. e quelle che purtroppo ne abbiamo viste tante in questi ultimi 3 anni, ne abbiamo parlato poco nella prima parte della nostra rassegna stampa perché il tema dominante è stato quello dei referendum, la situazione in America, ma c'è la situazione in Ucraina con la nazione che è in grave difficoltà, come sappiamo, e la situazione prosegue nonostante i tentativi di tregua durante il periodo, nonostante le chiacchierate fra Putin e Trump e poi fra Putin e il Papa. La guerra dei droni low cost, questo leggiamo, Kiev ne produce 200.000 al mese, nuova pesante offensiva russa, mentre l'Ucraina risponde con un'operazione delle forze speciali contro una base aerea. Intanto il conflitto diventa sempre più high-tech, in campo addirittura i cani robot. Questa è la situazione che abbiamo in Ucraina e nel conflitto europeo in questo momento. Allora, ti devo dire su questo che Zelensky stamattina torna a parlare, dice servono azioni concrete di Stati Uniti e Europa contro Mosca. Nel frattempo noi ci fermiamo con i quotidiani, apriamo il collegamento con Marco Amato e allora... Sì, vedo che ci sono 2 collegamenti, però l'altro va perfezionato ancora perché vedo l'immagine non perfetta, quindi chiedo a Marco di essere particolarmente, diciamo, anticipiamo il suo collegamento, a Marco chiedo di essere piuttosto veloce per questo suo intervento stamattina. Andiamo a vedere, parte la sigla, con le previsioni per oggi. E allora, come detto, adesso Marco Amato. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Buongiorno Marco, allora, eccoci qua pronti a ricevere le tue indicazioni. Dunque, allora, prima un'indicazione calcistica, materia sulla quale sono sempre molto poco credibile, però i personaggi dello sport mi interessano sempre tanto nelle loro dinamiche. Dunque, parliamo di Spalletti e di Ranieri, proprio perché è stata l'ultima partita di Spalletti per cui è pesci, il cielo è sgombro, Saturno è andato via, Nettuno pure, quindi le stelle lo vedono semplicemente non come una sconfitta, ma come un bisogno di serenità. Ogni cosa ha il suo tempo, mentre invece il Ranieri è una cuspide bilancia Scorpione. Non è un caso che la sua capacità di ottimizzare squadre in difficoltà è nota. Ricordo peraltro che fu anche presente al Catania, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo augurandogli in bocca al lupo. L'astrologo prevede che in realtà la parte tecnica per cui dovrebbe assolvere al suo ruolo di CT della nazionale sarà assolutamente salutata come un nulla osta che gli permetterà ancora una volta di fare i suoi piccoli miracoli. Dunque, Luna in Sagittario oggi, per cui ottimo per Ariete, risale l'umore. I Toro invece sono un pochino più distanti, hanno bisogno di riposo, forse vogliono non pensare. Gemelli, per voi è d'opposizione, quindi valutate bene il rapporto io, altri, siate delicati. Cancro, Luna è la vostra signora, oggi nel segno del fuoco del Sagittario, baldanzosa e ottimista. C'è ancora qualcosa da sistemare nel rapporto di coppia. Leone, Luna di Trigono, ottimo per voi. L'umore è ottimale, risale la vostra capacità di essere un po' supervisor di tutti. Vergine, Luna di quadratura oggi, voglia di fuga, stress, stanchezza, oggi proprio non vi va. Prendetevi una pausa, c'è una confusione intorno a voi. Bilancia, un'amica oggi che vi di nuovo comunicare. Scorpione, per voi oggi la Luna vi dice di essere centrati su qualcosa di oggettivo, non divagate. Sagittario, la Luna oggi vi rende protagonisti, per cui oggi le vostre dinamiche morali e sentimentali sono in primo piano. Chiedete al partner. Capricorno, una Luna un po' pensierosa, un po' emotiva, ma che vi fa intuire qualcosa di importante al lavoro. Acquario, Luna amica che si rivolge alla squadra. Oggi è una giornata di successo lavorativo. Interagite più che potete. Oggi gli impegni saranno una pioggia. Per voi un po' di azione intorno a voi, però sarete ben contenti di riorganizzare tutto puntualizzando sulle palle di sistema sulle quali interverrete. E detto questo, auguro a tutti un'ottima giornata. Buongiorno Sicilia.
Grazie Marco, sei stato veramente velocissimo, grazie, a domani. Adesso altro collegamento della mattina per Buongiorno Sicilia. Andiamo a sentire e vedere anche il capitano di vascello Riccardo Leoni. Buongiorno comandante della stazione elicotteri Marina Militare di Catania. Lo vediamo fra poco, fra un istante lo vedremo, eccolo qui, è arrivato praticamente a Genova, dove è previsto per l'appunto in mattinata una importante premiazione. Intanto, comandante, le auguro la buona giornata e auguri per questo importante riconoscimento per la giornata di oggi. Grazie a tutti, grazie redazione, grazie ai telespettatori della vostra trasmissione. Sono appena arrivato, traffico da paura oggi. Genova è intasata in questi 4 giorni, avremo migliaia di persone che sono qui a festeggiare il rientro di nave Vespucci, che rientra dopo, ben sapete, il tour mondiale. Abbiamo qua svariate unità navali che sono qui a fare da cornice a questa manifestazione. Dietro di me poco fa c'è la nave Cavour, vedo sotto le immagini di nave Vespucci. E oggi nel particolare, ci sarà il presidente Mattarella che oltre a consegnare una medaglia a nave Vespucci per l'attività svolta in quest'anno di Giro del Mondo, consegnerà anche una medaglia al nostro secondo gruppo elicotteri di Catania, di Manisteni Catania, grazie agli interventi antincendio fatti nel 2023 che hanno permesso lo spegnimento di incendi che stavano veramente lambendo le case di Aci Castello, Valverde e Aci Catena. Questa è un'operazione, quella che vediamo, comandante, che si riferisce a Siracusa, non ad Aci Castello, ma dove siete intervenuti comunque sempre voi. Il riconoscimento di oggi è un riconoscimento militare e anche civile per l'impegno profuso quotidianamente per la tutela non solo del territorio ma anche delle persone. Assolutamente, erano veramente le case che erano proprio con le fiamme alla porta di casa. E quindi sono interventi molto importanti, grazie anche, devo dire, alla prefettura di Catania che è stata tempestiva nell'organizzare l'unità di crisi, e anche ai sindaci delle varie città, Valverde, Aci Castello e Aci Catena, che hanno messo subito in piedi tutta l'organizzazione, e grazie alle loro informazioni puntuali e precise siamo potuti intervenire dove c'era più bisogno, perché i focolai erano ovunque in quei giorni. Comandante, questa medaglia di oggi, la medaglia d'oro al merito della Marina, è anche, diciamo, un riconoscimento alla capacità di operare anche in condizioni di grande criticità e anche di tempestività. Sì, il secondo gruppo elicotteri, così come il terzo gruppo elicotteri, entrambi di stanza a Catania, sono sempre a supporto della protezione civile e della popolazione. Ovviamente ai nostri compiti istituzionali, che come ben sapete sono la salvaguardia degli spazi marittimi della nazione, ovviamente affianchiamo i compiti più vicini alla popolazione, protezione civile, quindi antincendio, soccorso in montagna, trasporto malati o incidentati da unità navali in transito davanti alle acque della Sicilia, quindi anche da mercantili, da navi da crociera. Quindi diciamo, i nostri elicotteri sono pronti 2 ore a decollare 2 ore tutti i giorni, 365 giorni all'anno. Comandante, la cerimonia comincerà fra poco, si svolgerà nella mattinata. Immagino che è un onore e un orgoglio per lei rappresentare quella che è chiaramente la base di Catania, oltre che la Marina Militare Italiana. Sì, certo. Il gruppo di volo che sarà premiato sarà il secondo gruppo di elicotteri, con il suo comandante, che abbiamo impiegato Claudio Vinci, quindi sarà effettivamente lui a prendere dal Presidente della Repubblica la medaglia che poi verrà fissa sulla bandiera di combattimento. Ma in quanto comandante della base è sicuramente motivo di orgoglio essere qua. Senta, la medaglia, così la salutiamo, è una medaglia che dicevo prima, oltre al valore militare include anche quello civile, ma è comunque un distintivo in oro a cui viene associato anche, diciamo, il tricolore italiano, quindi è un momento in cui si celebrano quelle che sono poi le qualità del popolo italiano.
insieme a noi oggi sfideranno tanti altri reparti della Marina, e le posso dire che quando in questi momenti sentiamo suonare l'inno d'Italia, tutti si commuovono e gli occhi diventano lucidi, perché sono momenti importanti per noi, perché ci danno coraggio e ci danno sempre speranza nel futuro. Allora, grazie, buona giornata, in bocca al lupo al comandante, al capitano di vascello Riccardo Leone, che è il comandante della stazione elicotteri Marina Militare di Catania. Ci rivediamo magari al rientro con questa medaglia, sarebbe un'occasione per farla anche vedere e per mostrarla, perché no? Con grande piacere. Un caro saluto a tutti quanti i concittadini catanesi. Grazie, grazie. Allora, una buona giornata e in bocca al lupo. Torniamo di nuovo in studio per vedere le pillole di Almanacco e poi andremo di nuovo da Marco Carli per un'appendice sportiva. Marco? Mi confermi? Fra poco da te. di comandanti. Poi esattamente, a fra pochissimo. Il 10 giugno si celebra la giornata mondiale per la distruzione di tutte le armi. La distruzione di tutte le armi non può prescindere dalla lotta contro le radici profonde della violenza. Investire nella giustizia sociale, nell'istruzione di qualità, nell'accesso equo alle risorse e nello sviluppo sostenibile può certamente contribuire a creare una società più pacifica e inclusiva. Sapete cosa si intende per particelle cosmiche? Come possiamo facilmente intuire, si tratta di particelle provenienti dal cosmo, quindi dallo spazio. Sappiamo che lo spazio è percorso da vari tipi di particelle, tra cui un flusso di corpuscoli dotati di carica e provenienti dal Sole. Avvicinandosi alla Terra, gran parte di queste particelle vengono deviate dal campo magnetico del nostro pianeta, ma alcune riescono a passare e interagiscono con l'atmosfera. Ecco quindi le particelle cosmiche. Stamattina, grazie alla nostra Martina, conosciamo qualcosa in più anche sulle particelle cosmiche. Adesso parliamo di sport, Marco. Dicevamo prima dei comandanti, no? Sì. Ne abbiamo avuto uno e l'Italia cerca il suo comandante in panchina perché è finita l'era Spalletti e probabilmente presto incomincerà l'era Ranieri. Sulla Gazzetta dello Sport addirittura c'è questo titolo: Ranieri, pensaci tu, specializzato in miracoli, ultimamente lo ricordiamo ha portato la Roma quasi in zona Champions mentre era in zona retrocessione a dicembre, ma tutti ricordano il titolo in Inghilterra con l'Leicester. L'Italia invece chiude l'era Spalletti senza anima, questo il titolo che troviamo sulla Gazzetta dello Sport, solo 2-0 e molti rischi. A proposito di comandanti, c'è quello nuovo dell'Inter, Chivu, che porterà i nerazzurri al Mondiale, e Angelo, ti dico che Leao, se ti può fare piacere saperlo, fa un prezzo vale 100 milioni, è un prezzo, diciamo, se non so se tu lo puoi comprare, in caso lo portiamo, sembra un po' difficile qui con noi, 100 milioni. Però 100 milioni, adesso il Bayern Monaco, che è la squadra che insomma in qualche modo ha fatto pervenire un interesse per il gioiellino del Milan, vedremo che cosa farà, se effettivamente proverà o no a mettere sul tavolo qualche altra contropartita tecnica, anche perché pensare a 100 milioni cash diventa un po' almeno il prezzo è stato fatto. Il Milan diventerebbe ricchissimo perché 72 milioni per Reinders risolverebbe tanti problemi da questo punto di vista. Va bene, allora grazie Marco, grazie anche a te, noi ci fermiamo come sempre. Buongiorno Sicilia torna domani mattina, grazie per essere stati con noi, l'augurio a tutti voi di una buona